La battaglia dei ricorsi sui rifiuti a Bassano, contrariamente a quanto dichiarato dalla Confcommercio, agendo per vie legali contro il decreto ministeriale sul tanto contestato passaggio da tassa a tariffa, il nuovo servizio di raccolta su gestione etere in realtà ha portato, numeri alla mano, benefici. La quota del differenziato salita al 76%, raggiungendo il valore stabilito dalla Regione Veneto per il 2020. La quantità di secco prodotta dai bassanesi scesa di 540 tonnellate, il 14% in meno rispetto al 2016. C'è di più. Le tariffe hanno portato a una riduzione del 12% per l'86,6% delle utenze. Solo lo 0,4 ha avuto un aumento, dovuto al fatto che la produzione di rifiuti ha superato il livello base. Le attività economiche oggi pagano meno di prima, ci sono stati introdotti dei correttivi alla tariffa precedente, che poi era tassa, la incassava il Comune, che hanno portato proprio a migliorare la commisurazione con rifiuto prodotto. Avete sentito, e alle accuse mosse dalla Confcommercio di Bassano d'aver agito in sordina, il vice sindaco sottolinea ancora una volta. Pensiamo invece che tutto quello che è stato fatto sia stato discusso e condiviso anche con loro, ma che soprattutto abbia portato un miglioramento generale sia dei livelli di servizio, perché la differenziata è stata migliorata, sia nei costi nelle tasche dei cittadini, compresi la stragrande maggioranza dei commercianti. Noi abbiamo concordato con loro di applicare, la legge nazionale stabilisce un massimo e un minimo, di applicare i massimi su alcune categorie tipo supermercati e banche, ed è stato concordato con i commercianti questo, e i minimi, e questo abbiamo fatto, per alcune categorie come i bar, fruttivendoli, pizzerie. Viene da sé che se i commercianti, e sottolineiamo se dovessero vincere il ricorso, si applicherebbe quello che c'era prima, che è peggio. Quindi. Visto che erano state diminuite alcune aliquote, credo che torneranno a pagare di più.